nuovo anno da battezzare, un reset obbligato che parte da questa sfida incrociata. Bustarsizio e Perugia si sfidano cercando di ritrovarsi e alla fine la spuntano le padrone di casa. Capaci di imporsi 3-0, le farfalle sembrano lontane parenti delle versioni appannate viste nel 2020 e portano a casa l'intero bottino, fondamentale per muovere la classifica. Un successo che deve avere il valore di abbrivio per affrontare la sfilza di partite incombenti nel modo giusto. Musso ha finalmente il roster quasi a pieno regime. Può contare sulla solita Mingardi e su una Alexa Gray che si prende i riflettori con una partita in crescendo e tanti colpi decisivi. Non funziona tutto per la Uiba, soprattutto quando i lampi di Perugia creano scompiglio in campo oppure assestano vigorosi controparziali, ma al contrario del solito le lombarde sono brave a restare mentalmente concentrate. Dall'altra parte della rete non riesce lo stesso alla truppa di Mazzanti che cambia molto ma non trova mai la quadra. La ricerca di carattere invocata nel prepartito dal commissario tecnico della nazionale viene in parte disattesa, con la Wild Planet che trova buone prestazioni da Ortolani, Carcasses e Mlinar, ma che di contro si perde fin troppo spesso in un bicchiere d'acqua. Serve un'altra marcia alla Bartoccini forti infissi per trovare continuità e punti in classifica quest'ultimi che ora ne iniziano a mancare come l'aria. Vittoria ritrovata sembra insieme alla fiducia per la Unity Work che invece si regala un sorriso per cominciare il nuovo anno e forse una nuova stagione. I think this past month has been hard for us with COVID and everything, but I think with Marco, we're really good in the gym and we're working on things that we needed to get better at, and I think it's starting to pay off. Era il modo in cui volevamo ripartire, è stata una buona ripartenza, abbiamo lavorato tanto in palestra in questa pausa e per fortuna è arrivata una vittoria.